Questo sarà il punto di riferimento del Codrepese, ovviamente, per le vaccinazioni di qui ai prossimi mesi, immagino. Questo è il punto del Medio Friuli, quindi come tutte le altre aree abbiamo sostanzialmente diviso questa provincia nei territori, nei mandamenti che hanno una certa attrattività per tutta l'area che gli sta intorno. Oggi è programmato un intervento per 1 migliaio di persone, domani ce ne saranno altri 500 e quindi, come abbiamo visto nell'ultima tappa di Tolmezzo, praticamente circa l'80% degli over 80 saranno vaccinati, quindi avremo una copertura molto importante. È un sistema che sta dando risultati e quindi lo stiamo applicando. Ecco, l'idea di vaccinare l'80% degli oltrattantenni entro aprile rimane, viene confermata? Sì, no, sicuramente viene confermata. Adesso cominceremo, avendo fatto questo lavoro importante sugli over 80, che deve proseguire e accelerare in particolare sulle persone over 80 a casa, che è un altro aspetto non banale. È chiaro che adesso noi dobbiamo concentrarci su altre categorie. È il tempo dell'area della vulnerabilità, che è la seconda priorità rispetto a quello che è il piano nazionale adottato dal decreto del Ministro Speranza. Quindi nei prossimi giorni noi contiamo di poter procedere anche con quella parte legata al Pfizer e Moderna. Poi c'è l'AstraZeneca che deve proseguire sulle fasce d'età. Ecco, sui vulnerabili ci saranno soprattutto i medici di base oppure saranno solo un'integrazione? Vulnerabili e persone a casa? Poi dipenderà la vulnerabilità, che è una categoria molto ampia, alla capacità delle persone di potersi muovere per fare il vaccino e quelle che invece non si possono muovere. Diciamo che è una dimensione che più o meno, se guardiamo i soggetti principali, è circa la metà dell'area degli over 80. Però non va dimenticato che a questo vanno aggiunti i caregiver e i familiari, quindi caregiver e familiari che potrebbero essere vaccinati non con Pfizer ma con AstraZeneca se rientrano in quelle categorie e di età e di patologie sconsigliate. Quindi è una partita altrettanto complicata che nel corso della settimana cercheremo di dare quelle risposte puntuali ad una domanda forte che c'è, ma che sia chiaro, non è questa una volontà della Regione di aver messo da parte qualcuno, perché non è così. Abbiamo seguito le indicazioni dello Stato e adesso siamo pronti a partire anche con quella parte. Invece l'area, diciamo, tra i 75 e i 79 anni, a cui sarebbe indirizzata l'AstraZeneca, no? Per quelli che non hanno problemi di salute particolari. Quell'area lì, quando pensate di iniziare a coprirla, diciamo i 79 anni? È un'altra cosa che molto probabilmente partirà nel corso della settimana. E anche in quel caso funzionerà con questo sistema qui, insomma. Adesso è chiaro che noi dobbiamo capire le dimensioni e l'adesione alle vaccinazioni. Intanto apriamo le agende e quindi le agende funzionano col meccanismo tradizionale. Poi, qualora ci fossero delle dimensioni, come possono essere ricondotte a dimensioni di questo genere? Perché strutture di questo genere tu le apri nel momento in cui hai centinaia e centinaia di persone e sei in grado di vaccinarle perché si presentano tutti. Quindi è un modello organizzativo che, se dovesse esserci la necessità, sicuramente sarà replicato. Ecco, strutture del genere richiedono anche personale, no? È stato difficile reperirlo, è una difficoltà in questa situazione di emergenza dell'ospedale? Sicuramente il personale è la grande questione sulla quale ognuno ha la sua ricetta. La verità è che da troppi anni non si è investito nel capitale umano del sistema sanitario e quindi oggi questo sconta delle difficoltà. Io mi auguro che l'accordo con la medicina generale, l'intesa con gli specializzandi, questa nuova apertura, una volta definito il corso, delle farmacie e anche la non esclusività che potrebbe coinvolgere strutture anche private degli infermieri dipendenti dalle aziende sanitarie, ci facciano moltiplicare la capacità di somministrazione del vaccino. Naturalmente tutto questo è condizionato al fatto che i vaccini dobbiamo averli e si presentano ancora in una dimensione limitata. Un'ultima cosa, sull'AstraZeneca, ieri c'è stato un po' un piccolo passo indietro rispetto all'allarme dell'altro ieri, no? Come stanno le cose? Noi abbiamo registrato un 30% nell'andamento delle disdette.
Ieri abbiamo riallineato le agende, le abbiamo calcolate dal 19 marzo, che è stato il giorno in cui c'è stato il blocco di AstraZeneca, fino al 16 di aprile e sostanzialmente vediamo che l'allineamento è praticamente recuperato. Adesso ci aspettiamo un aumento anche con l'apertura ai forestali e al sistema di protezione civile che conta migliaia di persone. Quindi se dovessi dire complessivamente direi che siamo attorno a una riduzione del 6-7%, secondo me la stimiamo alla fine, che è un indicatore che più o meno riguarda tutto il territorio nazionale e quindi quella preoccupazione che avevamo di un forte calo di quella che è la vaccinazione in realtà per AstraZeneca fortunatamente non si sta registrando. Io credo che questo sia anche una risposta alle prese di posizione che ci sono state. Il commissario straordinario Figliuolo si è vaccinato davanti alle telecamere, lo stesso ha fatto il capo del Dipartimento della Protezione Civile e soprattutto il Presidente del Consiglio Draghi ha anticipato che si vaccinerà con l'AstraZeneca. Evidentemente anche queste azioni sono state utili.